Francesco Miazzi, siamo sempre nella stessa zona e da anni insieme insomma, ci stiamo mobilitando su tutte le emergenze ambientali che, come avete sentito, insomma, non ci mancano. Ci sembra che ci sia stato un disegno da parte di chi ha governato il Veneto in tutti questi anni che ha piantato il compasso in un punto che poi comprende il basso vicentino, il basso veronese, l'alto polesine, la bassa padovana, e se guardate all'interno di questo sono concentrate tutte le più grandi schifezze che potevano essere fatte. Sono delle schifezze non solo perché sono frutto della cosiddetta emergenza, ma sono frutto di una pianificazione che ha visto collocare all'interno di queste zone tutti gli impianti più nocivi possibili e immaginabili. Allora, quello che è successo in questi anni è che appunto solo grazie ai comitati la situazione non è peggiorata, perché se stavamo ai progetti che sono stati presentati nell'arco di questi 10 anni, noi avremo in ogni paesino della Bassa una centrale a biomasse, un inceneritore di Pollina, perché in ognuno di quei comuni il progetto è stato presentato. Solo grazie ai comitati siamo riusciti a contenere quella cosa lì, ma non siamo stati così forti perché non avevamo l'appoggio e la comprensione di tante amministrazioni, e questo è successo che molti impianti a biogas sono stati costruiti, molti impianti come ad esempio il cogeneratore di Conselve è stato costruito con i finanziamenti europei, però non è mai partito. Abbiamo dovuto subire speculazioni di carattere economico che giocavano sulla salute dei cittadini. Avevamo progetti per trasformare 3 cementifici di fatto in inceneritori di rifiuti che avrebbero dovuto utilizzare al posto del combustibile normale il combustibile derivato dai rifiuti. Hanno autorizzato uno di questi cementifici, l'unico che è oggi in funzione, ad utilizzare 225.000 tonnellate anno di rifiuti speciali che dovrebbero essere mescolati al cemento. Su una produzione di 600.000 tonnellate anno, 225 sarebbero composti di rifiuti, il cemento che poi andrebbe a costruire le case, le scuole, gli ospedali. Cioè siamo di fronte a scelte che sono criminali perché non si fermano di fronte a nulla. E allora quello che noi dobbiamo capire tutti insieme è che siamo all'interno di un territorio, di un'area che è quella della bassa, della pianura padana, che è tra le più inquinate d'Europa, e noi all'interno di quest'area siamo una delle zone, delle situazioni più critiche. La bassa padovana non è un caso che abbia un tasso di cronicità per quanto riguarda le malattie polmonari, le asme e quant'altro, che sia 3 volte il livello che si registra nel punto più basso che è l'USL dell'Alto Vicentino. Non è un caso che noi abbiamo questo tasso di cronicità che sia il doppio della media regionale. Stiamo pagando tutti questi effetti. Allora ogni nuovo impianto, ogni singolo impianto che viene acceso contribuisce ad aumentare la pesante qualità dell'aria che stiamo respirando. E allora in questo modo, siccome dobbiamo ragionare che non si tratta di un qualcosa che riguarda Legnago, che riguarda Ospedaletto, che riguarda Mossenice, e riguarda tutti, perché le polveri sottili non si fermano ai confini comunali, viaggiano e poi colpiscono diciamo all'interno degli organi vitali delle persone. Allora se abbiamo alti tassi di malattie di questo tipo è un qualcosa che è derivato da queste scelte strategiche fatte in nome del profitto allo scapito della salute. Allora io quello che volevo riportarvi, che siamo qui per riportarvi, che la nostra non è una semplice solidarietà per altri comitati che lottano insieme a noi, è una proposta che facciamo, dobbiamo consolidarli questi percorsi, perché solo tutti insieme riusciremo a dare una svolta, perché se no finita a Castagnaro si passa a San Bonifacio e via discorrendo. Dobbiamo far capire
che è possibile sviluppare un ragionamento diverso, la bollina si può utilizzare in maniera diversa, ci sono metodi diciamo, e scelte politiche che possono portare a rifiuti zero, ci sono tutte scelte che possono essere invertite, c'è un modello di sviluppo, un modello di produzione che può essere effettivamente cambiato, e però questo riusciremo a farlo solo se riusciremo a restare tutti uniti e tutti insieme. Grazie.